Venerdì mattina 22 settembre alle ore 10 nella piazzetta Marinai d'Italia, di fronte alla sede storica della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, si terrà la cerimonia di passaggio delle consegne del comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia. Il capitano di fregata Dario Riccobene cederà dopo 2 anni il comando al pari grado a Alessio Palmisano, nuovo capo del compartimento marittimo e comandante del Porto di Chioggia. Alla cerimonia sarà presente il direttore marittimo del Veneto, contrammiraglio Filippo Marini. Saranno presenti le autorità militari e civili della città, la rappresentanza di Asso Arme e dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia per le sezioni di Chioggia e di Rosolina, il cluster marittimo e portuale, le associazioni di categoria del mondo della pesca, del diporto e del turismo ricreativo e balneare. Il comandante Riccobene, dopo 2 anni di permanenza a Chioggia, è stato destinato presso la direzione marittima di Catania. Il comandante Palmisano proviene dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sesto reparto sicurezza della navigazione marittima. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.